Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Ciao Sveva, buon lavoro a te. A Natalia o Natalia? Come si dice? Natalia. Oh Natalia, allora buona scuola guida a te che sei in plancia comando con Sveva e benvenuta. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, la numero 974 dell'8 aprile 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, le rassegne stampa di Sammy Varin, video pillole e molta altra bella robina ancora. Un'ultima cosa: le nostre coordinate a cui incrociamo 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi che avrete il piacere di inviarci, oppure 029294 7222 il telefono quando lo dirò io. Cominciamo questa trasmissione con due polemiche. Allora, la prima è una cosa seria. I giudici che hanno processato Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin hanno ritenuto che non vi sia crudeltà nel tirare 75 coltellate a una povera creatura di 22 anni, perché questo denoterebbe inesperienza. Bocca mia, taci. La seconda polemica la vedete in questa fotografia qui a destra. Chi è lei? Lei è Flaminia, ve la presento. Ha altre tre sorelle, due sono musealizzate, l'altra sorella vive con lei al Quirinale. È una bella signora torinese di 64 anni. Non è fine dire l'età delle ragazze, ma questi sono i suoi secondi 32. E questa bellissima signora presta servizio per i presidenti della Repubblica dal tempo di Giovanni Gronchi. Sui suoi sedili si sono sedute
personalità tipo John Kennedy, la regina Elisabetta II, capi di Stato e personalità varie ed eventuali. Bene, direte voi, perché ci stai raccontando la storia della Flaminia, del Presidente della Repubblica? Perché quest'oggi è arrivato il re d'Inghilterra con la sua signora in Italia, Sua Maestà Carlo III, che Dio lo salvi, nonché mio sovrano, perché come sapete io sono suo suddito in quanto lui è anche re del Canada. Bene, direte voi, arriva il re d'Inghilterra in Italia, lo mandiamo a prendere dal Quirinale con una bella automobile italiana che rappresenti la classe, il buon gusto, il lavoro degli operai italiani, la tecnologia italiana, la qualità italiana, no? No, Carlo è stato mandato a prendere con un Audi del Quirinale, un Audi, una macchina fatta in Germania. Ora, per carità, ognuno si compri quello che vuole, però vorrei farvi solo presente una cosa. Se voi passate davanti a Palazzo Chigi, attorno all'obelisco, pronte al servizio di Giorgia Meloni, pare di entrare in una concessionaria dell'Alfa Romeo. L'ultima volta che io sono passato là davanti ci ho contato 2 Stelvio grigi, 2 Giulie di colore grigio e 2 Giuliette. Ok? Bene. Il Presidente della Repubblica Italiana ha mandato a prendere il re d'Inghilterra con un'auto tedesca. Come se noi in Italia non sapessimo fare le automobili. E devo dire la verità, io ogni volta in cui vedo Mattarella con quell'auto, francamente, ho i miei 5 minuti di sconforto perché non è una bella cosa nei confronti, chiedo scusa signor Presidente, ma non lo trovo cortese, nei confronti dei padri di famiglia che quest'oggi a Pomigliano d'Arco, a Torino, a Cassino, alla Sevella da Tessa e così via, nei vari stabilimenti del gruppo Stellantis hanno abitato bulloni, montato carrozzerie, montato sedili, collaudato vetture che nel bene e nel male continuano in ogni caso a essere prodotte in Italia. Ora vorrei sapere, caro Yaki Elkan, tuo nonno sì che avrebbe colto l'occasione, tu perché non la cogli? Ma è mai possibile che non avete in Stellantis un reparto carrozzerie speciali, pigliate, tagliate a giù in mezzo, l'allungate di 50 centimetri e ne fate una versione limousine e la date al Quirinale? Magari col motore 2009. No, non vi passa per la testa una cosa del genere, non è una bella immagine, è una bella pubblicità per la tecnologia italiana questa, non lo è. Così, a costo zero, tutte le volte che quella macchina esce fa pubblicità. No, vabbè. Chiudo qui la parentesi. Adesso, già che ci siamo, direttamente dal Vinitali, diamo la parola al nostro Lorenzo Viviani perché ha parlato con Alessandro Piana. Per cui, girls, se volete, mandate pure in onda. Prego.
al miglior produttore e poi il premio viticoltore etico, anche in questo caso uno per regione. Per quanto riguarda la regione Liguria sarà il consorzio delle Cinque Terre a essere premiato proprio per questa caratteristica che diciamo così rappresenta il consorzio stesso. Produttori che hanno trasformato, hanno antropizzato in maniera positiva un territorio da secoli, lo hanno veramente trasformato, messo in sicurezza e oggi, oltre a dare un vino di assoluta eccellenza, rappresenta un appeal turistico unico veramente a livello nazionale. Invece questo premio, ieri è stato premiato un'azienda anche, cioè un'altra azienda ligure, Premio Betty. Raccontaci un pochino perché è importante. C'era diciamo tutto l'entourage, tutti gli assessori regionali, un bel momento di confronto, anche di unione fra gli assessori, anche di comunità di intenti, perché comunque voi vi conoscete, parlate fra di voi indipendentemente dal colore politico. Ecco, cos'è questo premio così importante per Vinitaly? Anche questo caso è un premio che premia, scusatemi il gioco di parole, tutta una serie di comportamenti anche a livello agricolo che consentono e fanno sì di migliorare la propria produzione, non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo. Il premio Angelo Betti viene dato a un produttore per regione e vede coinvolto ovviamente anche il Ministero e tiene conto appunto di tutte queste particolarità. È stato assegnato a Innocenzo Turco, un'azienda di Savona, del Savonese, proprio perché si è contraddistinto negli ultimi anni per una serie di diciamo così tecniche agrarie. Ecco. Bene. Io Ale ti ringrazio, insomma un Vinitaly, quindi ti lascio naturalmente gli impegni, questo diciamo è stato un momento insomma, di pausa, abbiamo saputo sfruttarlo bene, però hai tanti altri impegni perché comunque è un momento veramente di gioia, di confronto, ma soprattutto un momento che le regioni devono capitalizzare per farsi conoscere, far conoscere le proprie produzioni. Grazie Alessandro Priana, vicepresidente di Regione Liguria e assessore all'agricoltura. Grazie, ciao a tutti. Benissimo, grazie come sempre al nostro Lorenzo Viviani. Adesso è il momento dell'implacabile DDR, il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Permettete, abbiamo aperto con Roma di notte l'84 di Antonello Fassari, pace all'anima sua, grandissimo attore, che viene indicato come il primo rap totalmente italiano. Veramente l'anno prima c'era stato nell'album Arrapao degli Squallor Rapper Rip, che era una satira dei rap americani, solo che per il contenuto non lo possiamo mandare in onda, quindi lasciamo stare. Ma vogliamo omaggiare appunto Fassari con Roma di notte, grandissimo pezzo che esprime un'atmosfera anni 80 della capitale che ora non c'è più. Diritto e rovescio. Elon Musk, patron di Tesla, X e della più importante rete satellitare mondiale, Starlink, è anche l'uomo più ricco del mondo. Da dopo le elezioni presidenziali americane, Musk al già suo eccezionale potere economico ha aggiunto anche un enorme potere politico, visto che è diventato il braccio destro di Trump. Ma Musk si è ben presto accorto sue spese che l'eccesso di potere gli sta remando contro. Infatti è diventato un obiettivo politico per cui le Tesla non vengono più acquistate dalla gente di sinistra, quando non vengono addirittura incendiate dai suoi antagonisti più radicali. E la sua rete satellitare, che è, bisogna riconoscerlo, la migliore al mondo, non viene usata da governi di sinistra e mette in imbarazzo quelli di destra. Non solo, l'operazione dei dazi doganali, terremotando il mondo finanziario, gli ha fatto perdere in soli 2 giorni, cioè giovedì e venerdì scorsi, gli ha fatto perdere, dicevo, ben 31 miliardi di dollari di patrimonio personale. A questo si deve aggiungere che Trump comincia a trovare ingombrante Musk, per cui ha fatto girare la voce che presto si dimetterà.
E allora alle 18, 29 minuti e 39 secondi facciamo una bella cosa, andiamo un momento in pausa e poi torniamo con il diritto e rovescio. Il diritto e rovescio di questa sera è l'onorevole Elena Murelli che parla della gestione dell'ordine costantiniano di San Giorgio, per la precisione il ramo cosiddetto farnesiano, quello che è a Parma. L'ordine costantiniano di San Giorgio, per chi non lo sapesse, è un ordine legato alla famiglia di Borbone, sia gli attuali eredi di Franceschiello che naturalmente la famiglia reale spagnola, e la sua particolarità è che i suoi titoli vengono riconosciuti tra l'altro dalla Repubblica Italiana, quindi se vi fanno cavaliere dell'ordine Costantiniano di San Giorgio potete chiedere il riconoscimento al Ministero degli Esteri e servirvi del vostro titolo di cavaliere sulla vostra carta intestata. E l'altra particolarità è che sono da sempre molto attivi nelle opere pie e nell'assistenza sociale. Stiamo a sentire un po' che cosa accade. Dopo la pausa, qui Parlamento, Elena Murelli. A tra poco. Qui Parlamento.
E rieccoci qua. Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva. Allora, alle 18 e quasi 39 minuti qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Avete ascoltato l'onorevole Elena Murelli sull'ordine costantiniano di San Giorgio. Adesso passiamo al faccia a faccia di questa sera. Avete ascoltato prima un pezzo degli Alan Parsons Project del 1982 che si intitola Mamma Gamma. Mamma Gamma è stato il primo pezzo mai composto al computer, mai composto da un computer ed eseguito da un computer. Pensate che l'Apple debutta nel 1976, l'Apple 1, poi nel 1981 arriva il PC IBM, quindi stiamo parlando di una tecnologia che era ancora abbastanza diciamo così embrionale, specialmente il DOS, se qualcuno di voi se lo ricorda. Era l'epoca in cui c'erano i primi computer robbistici, tipo ad esempio il Commodore 64. Sulla scatola del Commodore 64 che debutta proprio nell'82 c'è scritto che ha elementi multimediali, cioè faceva la musichetta attraverso lo speaker, eccetera eccetera eccetera. Spero di avervi sbloccato gradevoli ricordi. Perché parliamo di Mamma Gamma? Perché parliamo adesso di intelligenza artificiale con Carmelo Ferraro, avvocato, presidente del comitato M'impegno, molto attivo a Milano sul fronte sociale. La particolarità è che giorno 11 ci sarà un evento, lo vedrete sullo schermo nel corso di questo faccia a faccia, in cui si parlerà di intelligenza artificiale, anziani e fragilità. Qual è il nostro futuro? Come si trovano gli anziani alle prese con l'intelligenza artificiale? Quali sono i rischi e quali sono le possibilità anche come assistenza, cura e così via. Beh, state a sentire che cosa ci siamo detti e poi ci ritroveremo dopo la pausa e dopo aver ascoltato Vasco Rossi, Come stai del 2004. A tra poco, andate pure ragazze. Allora, questa sera io ho il piacere di ritrovare un amico, oltre che un gradito ospite qui a Zoom, ed è l'avvocato Carmelo Ferraro, che è direttore dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ma soprattutto in questo caso parla come presidente di M'impegno. M'impegno è un comitato che a Milano si occupa, diciamo così, di
sviluppare una serie di iniziative nel sociale, infatti il loro motto è insieme responsabili, e hanno messo in campo un'interessante iniziativa per l'11 di aprile dalle 16 alle 18 all'Istituto Palazzolo, Fondazione Don Gnocchi, in via Don Luigi Palazzolo 21 a Milano, sul tema intelligenza artificiale, anziani e fragilità, una sfida per la nostra umanità. Ed è tra l'altro una tavola rotonda dove ci sono tanti amici che sono stati i nostri graditi ospiti. Ne dico uno su tutti: Ruben Razzante, docente del diritto all'informazione all'Università Cattolica di Milano, consulente della Commissione Antiodio del Senato. Ci sarà poi il presidente della fondazione degli amici di Don Palazzolo, Vito Santo Pietroforte, ancora Rossella Vitali, governatore del distretto Lions 1081 B4 Milano città metropolitana, e per finire la fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, nella persona del direttore area territoriale nord Antonio Troisi. E allora, Carmelo, intanto bentornato, grazie del tuo tempo. Grazie a te. Perché questo focus su intelligenza artificiale, anziani e fragilità? Allora, intanto perché il tema dell'intelligenza artificiale è ovviamente un tema oggi centralissimo e dal quale non si può nascondere, ma è necessario invece affrontarlo, e come in ogni cosa che possono rappresentare dei principi di cambiamento è sempre opportuno governare il cambiamento. Per governare il cambiamento devi conoscere che cosa è di fronte, e quindi questa è la prima attenzione. La seconda attenzione è perché parliamo di fragilità e di anziani, perché riteniamo fondamentale che la nostra attenzione su chi è più in difficoltà, più fragile, più esposto ai problemi normali della vita, e pensare, cercare di capire quanto qualcosa di importante, qual è l'intelligenza artificiale, qual è l'innovazione, possa essere d'aiuto a questo mondo, credo che sia un atto dovuto che ogni persona, ente che abbia responsabilità debba fare. E poi perché comunque l'intelligenza artificiale di per sé potrebbe essere un principio di ampia democrazia, di ampia accessibilità, perché dovrebbe essere alla portata di tutto, quindi se è alla portata di tutto potrebbe veramente essere qualcosa di straordinariamente possibile per chi è più fragile. Ecco, insomma, il futuro, diciamo, con le badanti robot che ci viene profetato dai vari futurologi e così via, però c'è anche il tema della fragilità, e in questi giorni, tra l'altro, c'è l'ennesima truffa, per esempio telefonica, con questa voce registrata che chiede di collegarsi a WhatsApp per un colloquio di lavoro perché abbiamo ricevuto il suo curriculum, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, a maggior ragione con gli anziani. Già gli anziani finiscono vittime delle truffe, come ad esempio quella del finto maresciallo che chiama: guardi, suo figlio, sua figlia ha avuto un incidente, ci vorrebbero 3.000 euro per tacitare immediatamente il danneggiato, perché sua figlia era senza l'assicurazione della macchina. Tra un po' passano degli emissari e vengono a prendere i soldi. Ecco, a maggior ragione quanto rischiano? No, è vero, è proprio questo, cioè i due temi sono vicini, fragilità e anziani. Fragilità è un concetto un po' ampio e riguarda soprattutto il mondo della salute, e su questo noi siamo straconvinti che l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto, e nell'ambiente sanitario ci sono margini che già li stiamo vedendo di come si potrà aiutare a curare a distanza, ad arrivare a livelli di cura che magari oggi sono più difficili, per cui su questo è sicuro che ci sono buoni margini di miglioramento e di aiuto ampio. Per quanto riguarda gli anziani, la situazione è sicuramente più complicata, perché noi oggi vediamo, cioè io ho genitori anziani, anzi un genitore purtroppo anziano, ma noi già oggi abbiamo tantissimi strumenti che sono ormai solo di tecnologia,
dallo SPID, dagli accessi alle cartelle cliniche, alle ricette, ormai qualunque cosa, ed è molto difficile avere anziani che possono accedere a tutto questo. Allora l'idea di oggi, l'idea di questo evento è proprio questo, di cercare di capire come noi possiamo umanizzare questa innovazione, cioè renderla alla portata degli anziani. Per umanizzare verranno dette tante cose, ma cioè, sicuramente cercare di individuare strumenti più facili per persone non digitali e poi anche creare, cioè, una sorta di rete, perché comunque l'anziano da solo non va da nessuna parte. Sì. L'anziano con qualcuno che lo aiuta anche con l'intelligenza artificiale è un vantaggio rispetto ad oggi. Il concetto quindi molto importante di questo evento anche è quello che nasce da un gruppo di lavoro forte che lei ha citato, in primis Fondazione Dognocchi, quindi il massimo esponenti oggi del mondo sociosanitario attenti proprio alle persone, agli anziani e non solo. Un impegno che è la mia associazione, la Fondazione Pensiero Solido, che ha come missione proprio questa, gli Amici Don Palazzolo, che sono associazioni di volontariato, e i Lions. Quindi una grande opportunità, possibilità è che tutti questi enti del terzo settore o simili che si mettono in rete. Oggi a Milano, e non solo a Milano, ma prevalentemente a Milano, sono il cuore pulsante. Noi sappiamo quanto hanno salvato, possono salvare la nostra città. L'abbiamo visto durante il Covid, durante i momenti più difficili. Cioè, cosa sarebbe Milano senza il terzo settore? Poco o niente. Quindi il primo appello è mettiamoci insieme. E non a caso, dico un'altra cosa, che il luogo dove viene fatto non è in una sala bella di Milano, del centro di Milano, ma viene fatto all'Istituto Palazzolo, per chi conosce quel posto. L'Istituto Palazzolo è un cuore di Milano, perché è il luogo di cura degli anziani e dei fragili. E noi in un quartiere popolare, o come si direbbe di periferia, e noi vogliamo proprio essere lì, perché questa iniziativa è rivolta non solo ai volontari, agli esperti, ma alla cittadinanza, non solo, ma anche agli ospiti dell'Istituto Palazzolo. Quindi poter parlare con un linguaggio semplice a tutti quanti. Quindi mettersi insieme in un luogo che è accessibile, che è alla portata di tutti. Infatti, e questa è una cosa molto importante. Ecco, una cosa che mi colpisce è appunto il fatto che intelligenza artificiale o meno, ci sarà sempre bisogno di un facilitatore umano. C'era prima l'esempio appunto dello Certo. SPID, l'esempio di queste nuove tecnologie. Mi viene in mente un amico che andò in Canada, tra le offerte di lavoro c'era una banca che assumeva italiani perché molto semplicemente gli italoamericani dopo 40 anni di Canada non riuscivano a comprendere il linguaggio, per esempio, dei contratti bancari, dei depositi e così via. Allora ci voleva qualcuno che parlasse con loro in italiano. Insomma, malgrado la tecnologia, malgrado l'intelligenza artificiale, ci sarà sempre bisogno di un'intelligenza analogica, mi pare di capire. Sì, certo, sì, chiamiamola intelligenza analogica, chiamiamola compagnia umana, chiamiamola senso di responsabilità, però certo c'è sempre bisogno di qualcuno, ma anche perché l'intelligenza artificiale è creata dall'uomo per l'uomo, non è creata da qualcun altro, per la macchina, ma è per aiutare la vita dell'uomo e quindi attinge da quello che è la sapienza che ha l'uomo e tutto dipende da come l'uomo stesso mette in moto questi meccanismi. Se già pensiamo alle cose adesso più diffuse, le varie ricerche, le chat che ci sono, cioè se tu non gli fai una domanda giusta, se tu non indirizzi il pensiero che tu vuoi raggiungere, la risposta che avrai non sarà mai adatta, non sarà mai sufficiente o non sarà mai utile. Quindi l'intelligenza umana, la compagnia umana è assolutamente fondamentale. Ma questa città è una città che rispetta gli anziani oppure no? Perché molto spesso l'idea che mi dà Milano è di una città nella quale gli anziani spesso e volentieri sono soli e abbandonati a loro stessi. Come può nell'opulenza più totale, nella tecnocrazia più totale esistere
un'area così di disagio? Sai che ho difficoltà a risponderti, perché da un lato, e te lo dico da persona che è molto attenta al sociale e da figlio di persona anziana, da un lato hai ragione, cioè da un lato c'è molta solitudine in tutto questo, però da un lato io vedo anche che in realtà appena si cerca si trovano tanti enti, tante buone volontà che sono in campo e che sono pronte ad aiutare. Bisogna un po' cercarle, bisogna un po' che emergano, bisogna un po' che il pubblico faciliti tutto questo, quello che noi chiamiamo la sussidiarietà, cioè il fatto che non può fare tutto lo Stato, ma deve fare chi può arrivarci e può essere più prossimo. E in questo dobbiamo veramente molto darci una mano, cioè che il pubblico sia d'aiuto a facilitare queste possibilità di vicinanza. E secondo me ci sono, almeno a Milano ci sono queste possibilità di aiuto. Ripeto, ci vuole comunque buona volontà, questo è sicuro. Vecchiaia alle volte può far rima con povertà. Ora, voi spesso avete organizzato eventi benefici, mi ricordo per esempio anche la fornitura di cibo per l'Ucraina, mi ricordo che l'abbiamo raccontata qui in trasmissione. Voi partecipate attivamente realizzando eventi di beneficenza in città. Dicevo così, dall'osservatorio privilegiato che mi impegno, quanto essere anziani significa essere poveri a Milano? Purtroppo tanto, seppur io sono convinto che la generazione di anziani di oggi sia stata allenata alla fatica, che sappiamo da dove vengono dalla guerra, vengono dalla povertà post-guerra, però è gente che è stata allenata a risparmiare e ad essere pronti. Però è vero che purtroppo anziani coincide molto con poveri o soglia della povertà. Sì. E per quanto riguarda l'aiuto, vero, prima facevo una battuta, dicevo che cosa sarebbe Milano senza pane quotidiano, senza l'Opera San Francesco, senza City Angel, dico umilmente, senza l'impegno, senza la Fondazione Dognocchi, cosa sarebbe? Sarebbe poca cosa. E quando noi abbiamo fatto tante iniziative portando gli amici nostri insieme ai City Angels per strada ad aiutare quelli che sono per strada, oppure portandoli al pane quotidiano, a vedere la fila che c'è tutti i giorni, oppure portandoli a servire all'Opera San Francesco, è un modo per dire a tutti: ricordiamoci che veniamo tutti dalla stessa parte, abbiamo tutti lo stesso bisogno e ci vuole un attimo perché si crolli, e allora bisogna per forza che si tengano conto anche di chi è rimasto indietro. È vero. Molto spesso quando si parla di anziani si parla anche del fatto che sia saltato il patto tra le generazioni e segnatamente il patto tra gli anziani e i giovani. Ma ci sono ancora dei giovani che si occupano di anziani? Io ne vedo in giro, ne vedo tanti al Dognocchi che stanno lì a fare animazione, aiuto, ne vedo tanti che portano materiale a San Vittore, ne vedo tantissimi che si mobilitano quando c'è la colletta alimentare a Milano. Io ne vedo tanti che si mobilitano, a dire il vero, dei giovani. Poi come al solito il buon esempio fa tanto, perché Certo. se frequenti persone che passano solo le serate a guardarsi il cellulare e neanche guardarsi negli occhi, allora questo non ti accorgi. Ma se frequenti persone che almeno in qualcuno c'è una scintilla, la scintilla si espande e i giovani sono i primi che con la luce accorrono. In questo evento c'è la Fondazione Dognocchi da un lato, dall'altro Pensiero Solido, gli amici di Don Palazzolo e i Lions. I Lions di che cosa si occupano in tutto questo? Ma i Lions hanno nella propria missione quella di essere o di fare service
su varie situazioni, diciamo, di aiuti umanitari. Hanno fatto anche un buon lavoro, stanno facendo un buon lavoro sull'intelligenza artificiale, hanno fatto, dire il vero, proprio un buon lavoro proprio al Dognocchi e proprio a Palazzolo, che hanno risistemato tutto il giardino che c'è a Palazzolo, dove gli anziani possono andare ed avere un momento di bellezza durante la giornata. E poi so che fanno tanti service di aiuto, per cui c'entrano per tutto questo. Certo. Un'ultima cosa, e intanto grazie del tuo tempo come sempre e della tua disponibilità. Quali saranno ora i vostri prossimi impegni dopo questo evento sulla I? Ma allora ne faremo. Allora, intanto questo singolo evento vuole essere un punto di lavoro, per poi appunto capire come fare delle iniziative anche maggiormente concrete di aiuto agli anziani. Quindi sicuramente da qui nasceranno degli altri lavori. Per quanto riguarda il mio impegno, sicuramente ci saranno altre iniziative culturali, perché è un filone sul quale stiamo lavorando tanto, perché riteniamo che anche in un periodo storico come questo, che è un periodo di guerra e di violenza, di solitudine, portare l'arte dentro le città, portare l'arte fra le persone è un segno di bellezza che può cambiare gli sguardi. E poi altre iniziative in campo sociosanitario che a breve verranno messe in gioco di sicuro. Molto bene. Un'ultima cosa, ma Milan l'è ancora Kerimman? Secondo me sì, c'è ancora, no? Nonostante tutto c'era ancora. E Milano, noi sappiamo che il cuore di Milano è sempre risorto quando, da tutti i problemi, dalla guerra, da Mani Pulite, dal terrorismo, è sempre poi risalita. Ha ripreso, e con la buona volontà dei cittadini principalmente è riuscita sempre a rialzare la testa. Molto bene. E allora avanti così. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti voi e a presto.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19, 2 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, bella gente, diamo un'occhiata alle agenzie, l'ANSA, l'incontro sui dazi, Meloni incontra le categorie, nuovo patto davanti a questa crisi. Facciamo fronte comune per affrontare una congiuntura delicata. La Premier nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi ha annunciato che il 17 a Washington vedrà Trump. Indagini in corso, invece, un ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Ancora la reazione ai dazi, rally in Europa per le borse, Milano rimbalza e chiude a più 2,4%. Il Washington Post, Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi, il ruolo della colomba Bessent. E poi i dazi UE in 3 fasi, 15 aprile, 16 maggio, 1 dicembre, Bruxelles, il bazooka è sul tavolo. Pechino promette battaglia, Trump aspetto che mi chiamino. E poi naturalmente ci sono i giudici che spiegano come le 75 coltellate di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin non sono segno di crudeltà. Vi vado a leggere le motivazioni della condanna all'ergastolo su l'ANSA. Non sopportava l'autonomia di Giulia Cecchettin e l'ha colpita con 75 coltellate. Però quella di Filippo Turetta non si può definire crudeltà, ossia un modo per crudelmente infierire o fare scempio alla vittima, ma conseguenza dell'inesperienza e dell'inabilità. E la cruda sintesi delle 143 pagine di motivazione della sentenza con cui la Corte d'Assise di Venezia ha condannato all'ergastolo il 3 dicembre scorso Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio della giovane di Vigonovo, provincia di Venezia, poi gettata in un dirupo in Friuli l'11 novembre 2023. Un femminicidio a cui è seguita la fuga che ha portato Turetta a consegnarsi in Germania 3 giorni dopo. Dei 3 capi d'accusa, omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, stalking, solo il primo è stato accolto dai giudici, che hanno però respinto le attenuanti aprendo inevitabilmente alla pena dell'ergastolo. Questo per l'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli dettati da intolleranza per la libertà d'autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia anche delle più banali scelte di vita. L'esclusione della crudeltà dalle accuse è stato uno dei punti più controversi della sentenza letta dal presidente Stefano Manduzio. Le motivazioni redatte dal giudice all'atere Francesca Zancan sottolineano che la dinamica dell'omicidio di Giulia non permette di desumere con certezza che Turetta volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive che caratterizzano l'aggravante. Per i giudici non è a tal fine valorizzabile di per sé il numero di coltellate inferte, ossia le 75 coltellate, non sarebbe stato un modo per crudelmente infierire o fare scempio della vittima, ma conseguenza dell'inesperienza e inabilità di Turetta. Il 22enne avrebbe continuato a colpire fino a quando si è reso conto che Giulia non c'era più, l'ha detto anche in aula. Ha dichiarato di essersi fermato quando si è reso conto che aveva colpito l'occhio, ma ha fatto troppa impressione, ha dichiarato. Proprio su quel colpo, il più drammatico nella descrizione del delitto, i giudici affermano che nell'assassino non vi fosse la volontà di arrecare scempio o sofferenza aggiuntiva tipiche della crudeltà. Turetta ha comunque mantenuto lucidità e razionalità dopo aver ucciso Giulia, con la chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento, si legge. Poi c'è la scelta del luogo in cui abbandonare il cadavere e le modalità in cui il corpo è stato lasciato. Da qui la premeditazione, poi c'è l'atteggiamento dell'omicida, che per i giudici ha confessato in parte e ha anche mentito, ammettendolo in aula, e ancora dalle intercettazioni in carcere dei colloqui con i genitori, da cui si evince chiaramente come egli fosse a conoscenza del fatto che vi era molto altro a suo carico, ma non lo ha riferito. Anche lo stalking viene respinto dalla Corte perché l'aggravante contestata è espressamente circoscritta al periodo in prossimità e a seguito del termine della relazione intrattenuta. Ma pesa anche il fatto che il padre della vittima, Gino Cecchettin, dopo la scomparsa della figlia e prima ancora di avere elementi sulla sua sorte, aveva riferito di non aver percepito alcun disagio in Giulia,
circostanza confermata anche quando è stato sentito dal pubblico ministero in data 20 febbraio 2024. Nel ricostruire la vicenda, i giudici hanno scritto che l'aggressione a Giulia è durata complessivamente 20 minuti, lasso di tempo durante il quale ha avuto la possibilità di percepire l'imminente morte. Ora buttate la chiave, lasciatelo lì dov'è. Dovremmo avere tra poco l'avvocato Claudio De Filippi per In attesa di giustizia, ragazze. News? Un minuto, perfetto. Allora tra un po' lo avremo tra noi. Io non entro nella vicenda, insomma, nella vicenda di questo, della valutazione che hanno fatto i giudici. Certo è che 75 coltellate, insomma, uno le può dare anche per inesperienza, ma mi pare evidente che l'obiettivo sia ammazzare. Cioè, voglio dire, questo era uno studente universitario, anche con una conoscenza, diciamo così, empirica mediamente, avrebbe potuto anche capire che colpendo in determinate parti del corpo avrebbe potuto ammazzare la povera Giulia. Ma 75 colpi, 75 coltellate, come si fa? 75? Contarne 75, ragazzi, no? Però i magistrati si sono espressi così, comunque è stato irrogato l'ergastolo, speriamo che questo signore sconti la pena come è giusto che sia, perché abbiamo bisogno che sia fatta giustizia e che la pena soprattutto venga eseguita. 0292947222, il telefono è aperto da questo momento, vediamo se nel frattempo riusciamo a ritrovare l'avvocato Claudio De Filippi. Intanto andiamo a dare un'occhiata agli ospiti di riguardo che abbiamo al momento in Italia, ovvero Sua Maestà il Re. Sapete che oggi pomeriggio è andato a vedere Re Carlo il Colosseo, ha avuto un cicerone d'eccezione che è Alberto Angela, il quale gli ha fatto fare il giro, poi gli ha spiegato che al tempo dei Romani come si dice, i cavalli erano alti quanto i poni. Lui gli ha anche fatto la battuta, gli ha detto: in famiglia ve ne intendete di cavalli, nitriti di risate di gioia. Va bene, abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Manzoni. Ehi, ciao, dimmi. Ciao, allora no, volevo dire una cosa, siccome il tizio lì non aveva abbastanza abilità nello scannare una persona, a questo punto bisognerebbe farne scannare un'altra, così impara piano piano, riuscirà a scannarla bene senza farla soffrire, tutto lì. Ciao. Ciao, il punto non è che senza farla soffrire, il punto è che i giudici hanno escluso la crudeltà proprio per l'inesperienza. Bene, andiamo oltre. Re Carlo, appunto, primo giorno della visita di Stato in Italia da parte dei reali britannici, prima tappa la visita al Quirinale. Il re, accompagnato dalla moglie Camilla, è entrato nel cortile d'onore del palazzo, accolto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla figlia Laura. Schierati ai lati i picchetti delle diverse armi per gli onori militari, 32 corazzieri con l'uniforme di Gran Gala lo hanno scortato fino al Quirinale. Mentre nel cortile d'onore risuonavano gli inni nazionali in onore di Re Carlo, la bandiera britannica è stata issata sul torrino del Quirinale e sventola insieme a quella italiana ed europea. Re Carlo III si dice felice di essere in Italia, sebbene non ci sia mai abbastanza tempo per vedere tutto ciò che c'è da vedere, ha sottolineato il sovrano conversando con l'ANSA durante il garden party tenutosi a Villa Wolonsky, la residenza dell'ambasciatore britannico a Roma, in onore del re e della regina in visita di Stato in Italia. Un garden party, ragazzi, sto volando. Prego per il Papa, ha detto sempre Carlo III, incontrando alcuni esponenti di varie fedi durante appunto questo garden party. Il programma originario della visita prevedeva, come si sa, anche una tappa in Vaticano, un'udienza con Papa Francesco, appuntamento poi rinviato per via delle condizioni di salute del pontefice. Spettacolare poi il passaggio delle frecce tricolori sopra il Quirinale, il re e la consorte hanno assistito al passaggio dal terrazzo delle statue del Quirinale in una splendida giornata di sole.
Il re è vestito chiaro con una cravatta azzurra su camicia bianca. La regina Camilla in blu royale indossa la spilla di zaffiri e diamanti appartenuta alla regina Vittoria, dono del principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. La regina rende omaggio all'Italia con una borsa di una famosa casa made in Italy. Photo opportunity nella sala del bronzino del Quirinale per Re Carlo. Dopo le fotografie di rito, il sovrano ha salutato la delegazione italiana e il presidente Mattarella quella britannica. Per il governo è presente il ministro degli esteri Antonio Tajani. I colloqui avvengono nello studio alla vetrata del capo dello Stato. Sono iniziati a 4 e poi si sono allargati alle delegazioni. Dopo i colloqui col presidente Mattarella, il re Carlo III e la regina Camilla nella Bentley dei sovrani, che peraltro in Italia non potrebbe circolare perché è l'unica macchina del Regno Unito che non ha la targa. Lo sapevate? L'auto reale non ha la targa. Invece la Flaminia del Presidente della Repubblica sì. Tornando a noi. Nella Bentley dei sovrani, i sovrani d'Inghilterra scortati dai corazzieri in motocicletta, precisamente con le Guzzi California 1004 allestite appositamente per i corazzieri mica Cotica, si sono recati all'altare della patria per rendere omaggio al monumento dedicato al milite ignoto, dove sono stati ricevuti dal ministro della difesa Crosetto. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali britannico e italiano, da programma, Carlo porgerà omaggio alla bandiera di guerra del Reggimento Granatieri di Sardegna con un inchino accompagnato dal ministro della difesa, e infatti poi gli ha reso omaggio, ha anche scherzato e colloquiato con gli ufficiali presenti. Dopo l'esecuzione degli inni, Re Carlo ha passato in rassegna la Guardia d'Onore, composta da 200 militari italiani provenienti da esercito, marina, aeronautica, carabinieri, guardia di finanza. Le loro maestà hanno quindi salito i gradini del monumento, preceduti da 2 corazzieri che portano insieme una corona d'alloro su un piedistallo. Il re e la regina si sono fermati in cima all'altare, mentre i 2 corazzieri hanno deposto la corona. È seguito quindi un minuto di silenzio e raccoglimento. Nel primo pomeriggio, appunto, Re Carlo e la regina Camilla hanno visitato il parco archeologico del Colosseo a incontrare, vedere e apprezzare le vestigia romane. È vero, peraltro, con Alberto Angela a fargli da cicerone, che, se permettete, come sappiamo fare certe cose in Italia, noi non le sanno fare nessuno, poco da dire. Oh, e nel frattempo Donald Trump, signore e signori, colpisce ancora. Casa Bianca, da domani tariffe del 104% alla Cina. Vedete, stamattina, no, mo vi spiego perché rido. Stamattina stavo leggendo, insomma, mi stavo documentando per scrivere un pezzo appunto su questi dazi alla Cina, pezzo che uscirà domattina su Italia Oggi. La cosa più drammatica qual è? La cosa più drammatica è che io leggevo per esempio una corrispondenza della Reuters e la Reuters spiegava questo fatto. Attenzione ragazzi, perché la manovra, a parte il fatto che è superata ormai la percentuale, arrivando a ste percentuali, non è più una guerra commerciale ma una guerra di principio. L'obiettivo qual è? È quello di sbattere la Cina fuori dal mercato del commercio globale. La domanda è, Trump ce la può fare? Chissà. Comunque, in attesa di giustizia, abbiamo con noi l'avvocato De Filippi. Sigla. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Avvocato carissimo, buonasera. Carissimo Antonino, stavo perdendo la trasmissione, purtroppo il cliente, salve a tutti i radioascoltatori, purtroppo il cliente che doveva venire oggi mi ha comunicato che ha avuto un impedimento e quindi in extremis me l'ha detto, ma succede, questa è la diretta, tu lo sai molto bene che te la fai da solo e te la suoni e te la canti per ore e ore, o sbaglio, al giorno.
Diciamo che è capitato alle volte di fare, sì, di trasmettere praticamente in quello che a teatro si dice forno, cioè quando è tutto vuoto. Mi sono capitate in queste 974 volte in cui sono andato in onda con Zoom, sono capitate delle puntate in cui non avevo né l'ospite all'inizio né l'ospite alla fine della trasmissione perché avevano marcato visita entrambi. E effettivamente uno deve improvvisare perché chiaramente mancando gli ospiti non puoi andare avanti. Però la fortuna è che noi abbiamo degli ascoltatori molto svegli e molto attenti e quindi quando non c'è l'ospite, per fortuna, grazie agli ascoltatori, facciamo sempre una gran bella trasmissione. Quindi io non posso che ringraziare per tutto questo. Certo. Quindi, caro Antonino, tu sai che quando salta qualcosa, un meccanismo si inceppa, noi parliamo prevalentemente di un argomento che i radioascoltatori ascoltano sempre con interesse, almeno tanti di loro. È chiaro che c'è sempre qualcuno che l'argomento tasse è noioso, lo sappiamo, però adesso ci sono tanti e tali novità che probabilmente, questo mi viene riferito, che ci sono radioascoltatori che vogliono sapere e vogliono sapere approfondimenti che ovviamente a volte non ti vengono in mente. In questo momento una cosa che è stata richiesta ed è stata, ho già detto l'altra volta quando c'era quella signora per la questione del chirurgo che fa il lavoro a un certo modo, praticamente molti radioascoltatori sono interessati sul problema rateizzazione, rottamazione e ovviamente anche volendo sul sovraindebitamento, perché sono tre dinamiche diverse per cui chi ha questi problemi con le tasse e non solo, perché il sovraindebitamento è una cura panacenaica, cioè panacea per tutti, quindi sia il debito fiscale, sia il debito bancario, sia il debito finanziario, sia quello dei fornitori e quant'altro, quindi vale per tutto. Però volevo specificare questo, che ci sono novità in arrivo. In particolare una novità che non ho mai riferito in questa trasmissione è il cosiddetto modulo, cosiddetto DALS. Ne avevamo già parlato l'anno scorso. Si scrive Domodossola, Ancona, Livorno, Savona, DALS. Questo modulo è sconosciutissimo a tutti e quindi bisognerebbe, secondo me, parlarne. Perché? Perché coloro che hanno presentato, e quindi ritorniamo sul sovraindebitamento, una domanda di sovraindebitamento all'organismo di composizione della crisi che riguardi anche i debiti tributari dello Stato, può chiedere appunto di applicarsi questo famigerato modello DALS, modulo DALS. Allora, questo cosa significa? Significa che come il modulo DALS c'era per la rottamazione quater prima versione che andava fino al 30 giugno 23, chiaramente ecco questo chiedono i radioascoltatori, ma io posso farla la rottamazione quater bis plus che sembra una supposta ma in realtà è una norma di legge? E no, non la puoi fare se non hai fatto la rottamazione quater. Quindi praticamente devi aver già presentato la domanda entro il 30 giugno 23, allora sì la puoi fare. Se non l'hai presentata non la puoi fare perché è una riproposizione della vecchia rottamazione quater e mette di nuovo coloro che sono decaduti dalla rottamazione quater nella possibilità di avere 10 rate delle vecchie che non hanno pagato o ne hanno dimenticato una o più o non hanno pagato nulla. E quindi ok. Allora questo modulo DALS che cosa fa? Va a comunicare tra il sovraindebitamento e la rottamazione e questo è già buono. Perché? Perché il piano che ti fa l'Equitalia, l'ex Equitalia, attuale Agenzia Entrate e Riscossione, non è più un piano in 10 rate con il modulo DALS. Allora, se usi il modulo per la rottamazione bis, quater, bis, plus, che è la rimessione in terminis di quella che era la rottamazione, ti fanno 10 rate. Se tu devi ancora dare 10.000 euro, avrai 1.000 euro di rata ogni 3 mesi da pagare. La prima rata scade il 31 luglio, quindi 5 giorni di tolleranza, 5 agosto devi pagare 1.000 euro e poi avanti
danno a novembre, 30 novembre, 31 novembre, non mi ricordo se a 30 o 31, e quindi 5 30. dicembre e così via. Se invece io ho avuto la fortuna o comunque ho depositato un sovraindebitamento, questo vuol dire avere una nomina di un OCC, essere andato da un tribunale o da un organismo di composizione della crisi per la nomina di un OCC, io posso utilizzare, invece che il modulo per la rottamazione quater bis plus, posso usare il DALS bis plus, chiamiamolo così. Cioè, cosa vuol dire? Che l'Equitalia, invece di mettermi 10 rate, e su questo argomento non se ne è parlato mai abbastanza da nessuna parte, quindi invece di mettermi le 10 rate, mi mette le rate tutte insieme, ma senza darmi una scadenza. Questo l'ha già fatto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che io posso andare poi dall'organismo di composizione della crisi, fare vedere che l'Equitalia mi ha messo tutte le rate insieme ma senza una scadenza, e a questo punto negoziare con l'organismo come metterla nel piano. Quindi fondamentalmente io sto dicendo che si potrebbe utilizzare meglio, per chi ha il sovraindebitamento, anche la rottamazione quater. Un'altra domanda che i radioascoltatori fanno spesso e volentieri è: ma la quater è come la quinquies? Allora, la questione è questa: premesso che la quinquies non è ancora uscita, da quello che si dice sulla stampa, la quinquies avrà, come il Gusmeroli che è venuto in trasmissione a confermarlo, sì, che è il padre della legge ovviamente, 120 rate mensili. Quindi la differenza è che rispetto alla rottamazione quater, bis, quello che vuoi, la quinquies avrà una scadenza mensile, non trimestrale. Quindi però invece che decadere alla prima scadenza, che tu non rispetti il trimestre, quindi non paghi la rata, faccio un esempio, del 31 luglio, entro il 5 di agosto non riesci a pagare la rata, decadi di nuovo. Invece per il Gusmeroli, padre della legge, uomo della Lega, praticamente si va a dipanare, a allungare queste rate mensili con un ritardo possibile fino a 8. Quindi questo vorrebbe dire che se ci fosse la rata di agosto puoi pagare, se non paghi agosto, non paghi di settembre, non paghi di ottobre, non paghi novembre, non paghi dicembre, non paghi gennaio, non paghi febbraio, e poi a marzo decadi. Quindi questo è un po' meglio, diciamo, sia per la duration che raddoppia, perché la rottamazione quinquies, come verrà approvata, perché adesso non lo è ancora, o lo ribadiamo, è doppia di durata, non è più di 5 anni ma è di 10, non ha più una scadenza di una rata di ritardo ma ne è 8, e quindi soprattutto per i debiti medio-grandi, soprattutto medi direi, grandi un po' meno, per i debiti medi funziona meglio, perché ovviamente si va sostanzialmente a spalmare in più rate. Ci sarà un interesse sembrerebbe 4%, perché il 2 era per la quater, quindi sembrerebbe 3,84 per la quinquies. Allora tutto questo che noi stiamo dicendo, lo stiamo dicendo anche per tirare sul morale ai cittadini che sono ovviamente stati bersagliati di ipoteche, di pignoramenti, di preavvisi di fermo e quant'altro. Tanto da farci dire in trasmissione, non so se ti ricordi, caro Antonino, che molte auto erano con il fermo amministrativo. Certo. Allora servirebbe, visto che questa è una radio politica, ascoltata dai politici, ma per la gente ovviamente, perché il palazzo non è autoreferenziale, deve sempre avere attenzione alle esigenze della gente, e la Lega mi sembra che questo lo stia facendo soprattutto in materia di tasse, perché è l'unico partito che se ne occupa a tempo pieno e soprattutto con una certa competenza, perché questo è importante. Allora possiamo dire due cose, che la prima è che chi ha tutti questi problemi, soprattutto in materia di macchine, quando giri col fermo amministrativo, ovviamente il codice della strada e anche lì lo zampino della Lega fondamentalmente dice che se tu giri con una macchina col fermo rischi delle sanzioni pesanti, quindi è meglio che non la usi. Se fai ricorso, se fai causa e vinci, ovviamente poi puoi farlo.
Però quello che era l'idea era di lanciare un'idea di condonare, anche se il termine lo sappiamo, dà fastidio alla sinistra, quant'altro, condonare, lo dico ancora, i fermi amministrativi, Sì. perché non è giusto che gli italiani stiano... Allora, qual è vado ad attaccare subito alla riforma della Quinques. La Quinques sembrerebbe, da indiscrezioni giornalistiche, che sia utile anche per i fermi amministrativi, per l'IMU, per la Tari, per le multe, e c'è sempre però la vexata questione del fatto che i comuni debbano essere d'accordo nell'applicarla, che le province, che gli enti minori debbano essere d'accordo nell'applicarla, soprattutto i comuni fondamentalmente, perché altrimenti se non sono d'accordo non se ne fa nulla. Anche questo è una questione costituzionale, perché se c'è un comune in Italia che non la applica e tutti gli altri che la applicano, non mi sembra giusto. Sarebbe giusto che fosse imposta a tutti e basta, finisse sta storia, perché poi c'è chi paga la metà, c'è chi paga un terzo, c'è chi paga il 100%, questa è una cosa che non va bene. Ultima cosa che noi stavamo dicendo è quella appunto che nel momento in cui abbiamo una situazione così tesa tra lo Stato e i cittadini, con tutti questi conti correnti pignorati, perché sono tantissimi, con tutte le autovetture, non tutte ma una gran parte, con il fermo amministrativo, ma insomma la politica potrebbe farsi venire un'idea, e quindi noi ci riferiamo ovviamente sempre comunque in primis alla Lega, visto che è la sua radio, ma non solo, e diciamo, ma politici cari, ma non vi può venire in mente di lanciare un'idea di salvare le auto dai fermi amministrativi? Questa era una idea, secondo me, molto interessante. A prescindere da ciò, diciamo la verità, adesso si è assistito anche all'incremento dei pignoramenti sui conti correnti da parte dei comuni per quanto riguarda l'IMU, la Tari, eccetera, eccetera. Quindi gli italiani gli è arrivata addosso un'altra batosta per quanto riguarda i pagamenti di IMU e Tari e quant'altro. Però va detto questo, che i comuni vanno un po' come vogliono loro, cioè praticamente ci sono comuni che danno rateizzazioni come l'Equitalia, 72 rate, adesso una cosa importante che hanno chiesto anche i radioascoltatori, si passa da 72 rate di rateizzazione di Equitalia a 84, quindi questa è una riforma positiva per i cittadini, adesso si arriverà il prossimo anno a 96 per poi arrivare a 120 rate, che guarda caso è un po' quello che si parlava con la rottamazione Quinques. Però diciamo questo, che sarebbe opportuno che tutte queste rateizzazioni degli enti minori, delle società che recuperano i crediti per conto dei comuni e quant'altro, venissero omogeneizzate, in modo che tutti i vari enti debbano fare le stesse rate, perché se io devo pagare l'IMU a Milano o ad Aosta o a Canicattì, che c'entra sempre, io devo pagare le stesse rate, quindi questa sarebbe una cosa importante. Poi ci sono delle materie dove, per esempio, materia dei contributi unificati per la giustizia, non sono previste le rateizzazioni. Se devo pagare 1.000 euro, 500 euro, 100 euro, 30.000 euro, è lo stesso, devo pagarle subito e immediatamente, se no sanzioni fino al 200%, adesso ridotte dal nuovo decreto. Insomma, in tutta sta giungla sostanzialmente bisognerebbe andare incontro ai cittadini e alle famiglie che sono in difficoltà, che si sentono apprezzate solo da pochi partiti politici e per il resto vengono considerati problemi loro, devono pagare e basta, tasse con sanzioni veramente esagerate, perché è esagerata una sanzione del 200, 300, 360%. E allora ecco che entra in vigore l'Europa e con la Corte di Giustizia del Lussemburgo l'Europa comincia a dire che le sanzioni vanno ridotte, che le sanzioni vanno omogeneizzate agli standard europei, anche il ministro e vice ministro dell'economia Leo ha fatto questo discorso. Però poi andiamo a scoprire che il decreto sanzioni, quello che è stato approvato a settembre 2024,
praticamente ha detto le sanzioni non possono essere retroattive. Quindi se io ti mando delle vecchie cose, tu devi pagarle al 200%, al 300%, 360%. Ecco, anche questo decreto potrebbe essere rivisto, perché c'è il principio del favor rei, cioè io se devo pagare con le leggi di oggi. Non mi puoi mandare, caro fisco, da pagare 200, 300, 360 quando c'è un decreto che ha detto che abbassa le sanzioni al 60-70%. Quindi questa è un po' la situazione. Quindi io, caro Antonino, ho cercato di rispondere ai radioascoltatori per quanto riguarda le domande, differenze tra rottamazione quater e quinquies, eccetera. L'ultimo argomento su cui volevo, che mi è stato diciamo evidenziato che c'è interesse dei radioascoltatori, è sulla rateizzazione. Ma se io la rateizzazione l'ho decaduta, come posso fare? Ecco, questa è una domanda molto comune. Ma la rateizzazione è decaduta, purtroppo c'è un articolo di legge che dice che non si può ritornare nella rateizzazione. Quindi facciamo il discorso. Io ho delle cartelle successive al 30 giugno 22. Perché 30 giugno 22? Perché fino al 30 giugno 22 era ancora in vigore la rottamazione quater. Quindi adesso potrei rimetterla in pristino con questa, entro il 30 di aprile, questa è la data, si può rimettere in pristino la rottamazione quater con una semplice domandina, sia per i privati che per le aziende. Ma se io sono decaduto successivamente, qui dal 1 luglio 22 ad oggi, sono arrivate delle cartelle, non sono riuscito a pagare le 8 rate delle rateizzazioni ordinarie, per cui si paga il 100% delle sanzioni, il 100% degli interessi, il 100% dell'aggio e quant'altro. E cosa posso fare? Chiedono i radioascoltatori. E questa è la domanda tra le più comuni. E allora purtroppo esiste un articolo di legge, non mi ricordo, mi sembra 52, che dispone che non si può rientrare nella rateizzazione se uno è decaduto con più di 8 rate di ritardo, a meno che non paghi tutto il pregresso. Allora, su questa materia si potrebbe anche lì spingere la politica con una specie di moral suasion, non certo da parte mia, ma in generale, voglio dire, non ho possibilità di fare moral suasion io, però dicendo, ma scusate, veniamo incontro a questi cittadini, perché sono gente che incolpevole non ce l'ha fatta pagare perché le rate sono pesanti. Si pagano le sanzioni al 100%, non hanno sconto come nella rottamazione che lo sconto è il 50%. Possiamo aiutarli, domanda retorica, pur non essendo rettore, possiamo aiutarli dicendo facciamoli rientrare? Questa sarebbe una risposta in attesa della rottamazione quinquies, perché altrimenti abbiamo dei cittadini che vengono attaccati dal fisco perché hanno avuto delle cartelle successive al 30 giugno 22, che è una cosa incostituzionale, perché il trattamento è diverso tra chi viene rimesso in termini con la rottamazione prima del 30 giugno 22 e dopo il 30 giugno 22. E allora ecco un'altra idea per la politica. L'idea potrebbe essere quella di far rientrare una tantum, in attesa della quinquies o di quello che verrà, di far rientrare una tantum i cittadini decaduti nel loro diritto di pagare a rate, quindi facendogli una nuova rottamazione, questa volta non più a 72 rate, ma a 84. Molto bene. Allora, avvocato, intanto grazie come ogni martedì e niente, ci ritroviamo la prossima settimana. Benissimo, però facciamo una promessa, non parliamo di tasse. D'accordo, non parleremo di tasse. Benissimo, grazie ancora. Ciao, grazie. Un saluto. Va bene, adesso noi direi che ce ne possiamo andare in pausa. Abbiamo Giorgio Moroder con Night Drive del 1980 e poi sono gli ultimi minuti di Zoom, andiamo in finale con le agenzie, vediamo che succede nel mondo a quest'ora. A tra poco.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, l'anno era il 1980, questo era l'immenso Giorgio Moroder, a proposito con Night Drive, che è tratto dall'LP, oddio mio come sono vecchio, l'LP, il 33 giri, il disco della colonna sonora di American Gigolo, ebbene sì, con Richard Gere, le 19:39 minuti e 54 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, e in particolare nell'essere al microfono con voi noi andiamo a questo punto al finale di questa trasmissione numero 974 di quest'oggi. Domani sarà già 975 e ne mancheranno 25 al millennio. Ma che facciamo per le 25? Cioè, veramente, davvero, che ci inventiamo per la puntata numero 1000? Ah, saperlo, vedremo. Va bene, andiamo di nuovo a dare un'occhiatina alle agenzie. In particolare volevo segnalarvi una cosuzza che c'è sull'ADN Kronos, perché termina una vicenda che aveva ispirato in molti istinti ridicoli e boccacceschi. In particolare sto parlandovi del povero ex ministro Sangiuliano. L'ADN Kronos apre con la notizia appunto che il Tribunale dei Ministri archivia le accuse contro Sangiuliano, l'ex ministro. Sono stati mesi di tormento, archiviate le accuse di peculato e rivelazione del segreto d'ufficio. Il Tribunale dei Ministri ha archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto d'ufficio nei confronti dell'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Il fascicolo era stato inviato dalla Procura di Roma dopo l'esposto presentato al parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli, e la stessa Procura aveva sollecitato l'archiviazione. Sono stati mesi per me di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità, così all'ADN Kronos l'ex ministro della cultura. Eravamo assolutamente sereni, commenta all'ADN Kronos l'avvocato Silverio Sica, difensore di Sangiuliano. Credo che Sangiuliano col suo comportamento abbia dimostrato una grande serietà politica. Andiamo oltre con la notiziola appunto dei dazi USA. La Meloni si prepara a questo balzo transatlantico. La Meloni sarà il 17 aprile da Trump alla Casa Bianca. La Presidente del Consiglio proporrò 0% sui dazi con l'UE. Le 19:42 e 27 secondi, io vi dico questo, ma secondo voi se Giorgia Meloni riesce a far passare l'idea di dazi zero Europa e Stati Uniti, quanto si roderanno il fegato i crucchi e i francesi? A saperlo. Giorgia Meloni andrà a Washington, scrive l'ADN Kronos, il 17 aprile per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e discutere della questione dazi, data confermata anche dalla portavoce della Casa Bianca, che ha parlato di visita di lavoro ufficiale. E quanto ha annunciato oggi, 8 aprile, la Presidente del Consiglio nel corso della riunione a Palazzo Chigi con le categorie produttive per affrontare la questione dazi. Nel corso dell'incontro con le categorie produttive, la Premier, secondo quanto si apprende, ha posto l'accento sul negoziato con gli USA, che deve vederci tutti impegnati a tutti i livelli, che vede impegnati noi e che impegna me, che sarò a Washington il prossimo 17 aprile. Ovviamente, ha rimarcato la Meloni, intende affrontare anche questa questione col Presidente degli Stati Uniti. La sfida da esplorare è quella che l'Italia è stata tra le prime nazioni a promuovere, che anche la Presidente von der Leyen ha ribadito ieri, ovvero la possibilità di azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti con la formula 0%. In questo mi pare che ci sia una disponibilità da parte della Presidente della Commissione e da parte del commissario al commercio che sta trattando. Il problema principale che abbiamo per affrontare la questione è che non conosciamo lo scenario che si manifesterà nei prossimi mesi. Non sappiamo se i dazi statunitensi permarranno ed eventualmente in quale misura, se ci sarà un accordo o no, ed è molto difficile prevedere su chi e in quale misura quel che accadrà impatterà tra conseguenze dirette e conseguenze indirette.
L'impatto per le filiere dipenderà da molti fattori, compresa l'elasticità della domanda e il tasso di cambio euro-dollaro. 19, 44 minuti e 30 secondi, direi che per questa sera abbiamo finito. Noi concludiamo con un bel pezzo di Enzo Iannacci dall'album Vivere o ridere del 1976, Rido, e facciamocela una risata, che è stata una giornata abbastanza intensa per tutti. Che dire di più? Ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Consumi il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.